Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Valle d'Aosta ai piedi del maestoso Monte Rosa, alla scoperta di Gressoney-Saint-Jean, il comune che ha il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 1385 metri sul livello del mare e conta circa 800 abitanti. Non aggiungo altro, a voi le meraviglie di Gressoney-Saint-Jean. E incontriamo il sindaco Mattia Alliot e qui ci troviamo all'interno di uno degli edifici storici di Gressoney-Saint-Jean. Diciamo innanzitutto come è nato questo edificio. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Sì, esatto, ci troviamo all'interno di Villa Margherita, che è stata la prima sede dove la regina Margherita passava le sue vacanze. Questo edificio fu edificato nel 1888 dalla famiglia Bec-Pecot, una famiglia nobile di Gressoney, dove poi appunto ha dato la possibilità alla regina Margherita, che si era innamorata di Gressoney, di trascorrere le sue vacanze estive. La regina si innamorò talmente tanto che si fece edificare il Castel Savoia, che fu finito nel 1904 e dal 1904 in avanti passò le sue estati al Castel Savoia. È uno dei castelli più visitati della Val d'Aosta? Assolutamente, è il secondo castello in regione più visitato, è un castello molto bello perché all'interno ci sono gli interni molto curati, abbiamo ancora le mobili originali, abbiamo una serie di fotografie e di dipinti che appunto ritraggono la regina e i suggestivi paesaggi del nostro territorio. E all'esterno c'è un giardino botanico molto apprezzato. Un castello che quando si arriva a Gressoney non si vede subito perché è un po' nascosto nel bosco. Sì, esatto, è un castello un po' nascosto nel bosco ed è il castello delle fiabe. Ce lo descrivono tutti così perché a differenza degli altri castelli che sono più stile medievale, come avete potuto vedere il castello ha molte torri concentriche, è come un castello proprio delle fiabe. E adesso presentiamo il centro storico di Gressoney che è un vero gioiello. Esatto, come avete potuto vedere il nostro centro è caratterizzato da queste nostre case che hanno questa particolarità architettonica valser e come avete potuto vedere all'interno, proprio dove c'è la chiesa, abbiamo il cimitero che è molto caratteristico averlo all'interno di un centro abitato come il nostro ed è molto apprezzato da tutti i turisti. Ho visto che anche gli abitanti poi tengono molto ai fiori, ai gerani e quindi ci sono dei giardini molto belli da vedere. Assolutamente, il nostro comune è un comune insignito dal premio di Comuni Fioriti, quindi questo è un onore per noi avere tutti questi nostri concittadini che ci tengono a questo aspetto molto importante. Non abbiamo parlato di una cosa importantissima che vi rende famosi in tutta Europa, la veduta sul Monte Rosa. Assolutamente, qui ci troviamo a 1385 metri di quota e siamo proprio ai pendici del massiccio del Monte Rosa. Abbiamo una delle viste più belle sul Monte Rosa.
cos'è il Monte Rosa per Gressonei? Il Monte Rosa per Gressonei è tutto, è storia sicuramente, è turismo, perché comunque abbiamo moltissimi turisti che d'estate apprezzano andare a fare le traversate classiche sul nostro Monte Rosa. Comunque anche d'inverno abbiamo un sacco di turisti che lo frequentano. Alle pendici del Monte Rosa abbiamo il comprensorio del Monte Rosa Ski, dove abbiamo un sacco di piste che sono molto frequentate e molto famose. Ma che cos'è Gressonei per lei? Gressonei per me è tutto, Gressonei per me è il posto del cuore e sono orgoglioso di amministrare questo comune e la sua gente. Vogliamo chiudere con un invito? Assolutamente, io invito tutti a venire qui a Gressonei perché abbiamo un sacco di offerte a livello culturale, a livello sportivo, a livello di tradizioni, quindi venite a scoprirci e rimarrete sicuramente entusiasti. Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo per andare ad incontrare il parroco di Gressonei, Saint-Jean. E con gioia incontriamo Don Ugo Casalegno, che è il parroco di Gressonei Saint-Jean, e qui siamo all'interno del gioiello del paese, la chiesa dedicata a San Giovanni, che è anche il patrono del paese. Certamente, facciamo anche la festa, non è molto tempo che l'abbiamo celebrata, festa con patronale, poi con processione e poi ci è associata per tradizione così un capannone che viene costruito. Allora, siccome abbiamo uno dei nostri gressonari che da tempo gestisce e fabbricante di birra, e allora arriva anche la birra. Si sovrappongono un pochino le due festività, il paese e la festività del Getrunken, della festa della birra, insomma. E qui come si entra in chiesa ci guarda il Cristo, che è una delle cose più pregiate di tutto il territorio. Ho l'impressione di sì, dal 1820, insomma è stato quasi 180 anni all'aperto, messo sul cimitero. Originariamente c'era già, lo si documenta qui a Gressonei, quel crocifisso che è del 1200, 220 e 30 al massimo, studiato con il radiocarbonio. Quando nel 2015 abbiamo organizzato il centenario, il quinto centenario della chiesa, ci è venuta l'idea di rimetterlo al posto dove era, e quindi sulla trave di Gloria, e poi il paziente restauro hanno tirato via circa 8 strati di mani che gli avevano dato, per cui è rimasto quel che c'era dei colori originali. Le labbra sono rosse, si vede il sangue lungo le ferite delle braccia e parla. Non siamo riusciti ancora a vedere come si può fare a fargli aprire gli occhi, perché sembra che li abbia chiusi. In realtà se uno guarda le pieghe delle palpebre si accorge che l'aveva aperto. E la fede della popolazione è evidente anche dalla bellezza di questi altari, perché sono tutti altari lignei. Tutto, sì, questo è il nostro barocco. E a parte l'altare centrale, che quello è stato rifatto, non ha riscontro con gli altari laterali. Attualmente quello che era il tabernacolo di questo, se uno vuole vederlo va a Chalon-Saint-Anselme, quello era il tabernacolo che avevamo noi qui. E l'altare era di quel tipo e appartiene questo dell'artigianato valsesiano, qui di Campertonio.
E qui abbiamo anche in una cappella un piccolo museo. Sì, sì, questa è stata una iniziativa che è sorta quando c'era qui il Riccardo Chei, il mio predecessore. Era già diverso, ma l'hanno ristrutturato bene. Abbiamo tutti gli elenchi certificati dalle Belle Arti e dalla diocesi. Per cui questo, quando abbiamo qualcosa, noi passiamo attraverso gli organismi di manutenzione e di intervento, insomma. Intanto sentiamo qualche rumorino perché qui stanno facendo i lavori fuori, no? C'è tutto il portico che state restaurando. Stiamo lavorando, sì. Ecco, è importante anche nel portale della chiesa che c'è un cartiglio che certifica l'edificazione della chiesa. È in pietra, in carattere gotico, e dice chi sono gli architetti della prima chiesa. È Goyer. Se andate a Issime è una chiesa gemella con questa praticamente, ed è Goyer. Quella di Issime sarebbe stata più antica, ma poi è stata rifatta, quindi la più antica rimane la nostra. Come abbiamo anche il busto della Regina Margherita. Margherita, che era qui ospite. Abbiamo ancora tanti, come dire, suppellettili, un faldistorio in cui noi usiamo quando arriva il vescovo, diciamo, ma lì si sedeva la Regina Margherita. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Credere al Vangelo, dire ascoltate questa lieta notizia. Giovanni il Battista è uno che prepara e penso che sia un bel compito per un parroco. Lasciate che sia il Signore a parlare, ma tu datti da fare per preparare questo incontro. Credo che sia quello. E poi, naturalmente, come si entra in chiesa, portarli a guardare a un vivente. È facile dire che il Signore è risorto, ma bisognerebbe arrivare a dire è vivo, non è risorto. Sembra di raccontare cose che riguardano lui quando diciamo che è risorto. No, è vivo. E siccome l'hanno morto e l'hanno ucciso, allora è chiaro che si dice risorto, ma l'essenziale è che sia vivo. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali del luogo. E a Gressoney-Saint-Jean anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con il presidente dell'associazione Proloco, Massimo De Petris. E qui abbiamo veramente tanti buoni prodotti, i ristoratori hanno portato i piatti, poi abbiamo la macelleria, abbiamo anche il casaro, no? Che ha portato la toma, e quindi veramente tante cose buone da gustare. Andiamo a presentare allora queste tipicità. Allora, abbiamo una selezione di salumi, tra cui abbiamo quelli di bovini, di suini, quello di capra e il sanguinaccio. Abbiamo la toma di Gressoney, che è un nostro vanto ed è un formaggio che cerchiamo di esportare anche un po' fuori dal nostro territorio. Abbiamo degli antipasti che sono fatti con lardo, mocetta e del pane fritto. Ci sono i kneflene, che sono dei gnocchetti tipici valser, in questa occasione qui fatti con la toma di Gressoney. Questo è uno dei piatti più tipici proprio del territorio. Questo è un piatto dei più tipici, e diciamo che ogni ristorante lo fa un po' a modo suo, però in questa occasione abbiamo proprio voluto legarlo alla toma. Abbiamo un risotto al sanguinaccio, l'abbiamo visto negli antipasti, che è un salume fatto con patate, suino e sangue dell'animale. Poi abbiamo l'eier torto, volgarmente possiamo definirlo un pasticcio, dove ci sono uova e farine. Diciamo che questi pasticci sono dei piatti che possono essere fatti durante tutto l'anno, perché nelle famiglie questi ingredienti si trovano tutto l'anno. Poi abbiamo Herfihok, che è un altro pasticcio fatto di carne, patate, formaggi, generalmente toma e fontina. E anche il pane è molto buono qui, no? Qua abbiamo dei pani che di solito vengono fatti con le segale, per cui possono essere dei misti con le farine bianche oppure totalmente integrali. E questo è il dolce tipico? E questo è il dolce tipico, che si chiama striblene, che è fatto con una pastella che viene fatta colare lentamente nell'olio bollente, per cui ha questa forma un po' irregolare. Generalmente viene servita con panna montata e accompagnata dai liquori tipici locali, che possono essere grappe, genepì e altri distillati che generalmente si fanno con le piante di montagna in casa.
poi abbiamo delle confezioni con delle foto del territorio. Foto che riprendono il territorio, per cui abbiamo catturato castelli, costumi, la regina, perché qua c'è una cultura molto legata al fatto che la regina venisse in vacanza qua. Ma che cos'è Gressonei per lei? Per me Gressonei è uno dei posti più belli dove stare. È un paese che spesso e volentieri ha subito delle trasformazioni, è un paese che deve e vorrebbe ancora migliorare il suo potenziale, perché di potenziale ne ha tanto, di cose qua ne abbiamo tante. Abbiamo un sacco di manifestazioni che facciamo durante l'anno come Proloco, la principale è Artemisa che viene fatta il primo weekend di luglio, abbiamo appena fatto la 11ª edizione, per cui se uno vuole venire a fare vacanze sia in estate che in inverno trova sempre delle attività da fare. E voi siete un bel gruppo, no? Siamo un bel gruppo, siamo un direttivo appena nato, per cui abbiamo voglia di fare, abbiamo 1000 idee e vedremo se riusciamo a realizzarle tutte. Tra l'altro qui si collabora e c'è anche un ufficio informazioni. Qua abbiamo un ufficio informazioni che è gestito un po' dal consorzio, un po' dalle varie istituzioni locali, per cui uno può venire a trovare tutte le informazioni che vuole per potersi organizzare le vacanze, le passeggiate, le attività che ci sono, per cui c'è veramente ogni ben di Dio da fare. Grazie al presidente dell'Associazione Prologo e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Gressonei Saint-Jean. E una delle particolarità di Gressonei Saint-Jean è che c'è un orto a 1385 metri e con Federico Rial andiamo a scoprire questa importante realtà. Sì, noi siamo una piccola azienda agricola che inizia appunto nel 2016 e abbiamo proprio iniziato con quest'orto qui, con l'idea di coltivare, come dici tu, in alta quota e di offrire gli ortaggi direttamente in orto, quindi le persone vengono proprio qui ad acquistare quello che noi coltiviamo 1 metro dalla loro distanza, insomma. Vediamo un po' che cosa coltivate. Sì, allora naturalmente ci concentriamo su quelli che sono gli ortaggi che crescono in alta quota e a delle temperature quindi più fredde, quindi dalle insalate, tutte le brassicacee, vale a dire i cavoli, i cavolfiori, i broccoli, ma anche poi tutte le radici, quindi le carote, le barbabietole, le zucchine, ecco. E noi cerchiamo di fare anche tanta ricerca su quelle che sono le vecchie varietà, sia per quanto riguarda gli ortaggi, ma soprattutto per quanto riguarda le patate. Infatti le patate sono la nostra punta di diamante, diciamo, coltiviamo fino a 52 varietà quest'anno, che potete vedere appunto qua dietro qualche pianta. Dal produttore al consumatore, perché prima ho visto le signore che passano, addirittura lei ho visto che andava direttamente a cogliere l'ortaggio nell'orto. Sì, sì, questa è la cosa bella di avere davvero degli ortaggi super freschi e abbiamo appunto questa fortuna di avere l'orto lungo una passeggiata, quindi che è molto frequentata, le persone vedono l'orto e possono venire direttamente a raccogliere le cose. Tra l'altro il sabato mattina organizziamo questa vendita anche con altri piccoli produttori del territorio per favorire appunto l'incontro tra il consumatore e il produttore in maniera molto diretta. Quindi oltre a noi con le verdure c'è anche Simone che porta i formaggi direttamente dall'alpeggio, al mattino stesso parte col mulo e arriva giù per le 10. La famosa toma. Esatto, la famosa toma di Gressonei e non solo, anche il burro naturalmente, perché il tomo essendo un formaggio magro si può utilizzare la panna per fare il burro. Poi ci sono anche Aldo e Alessia che hanno le api e i piccoli frutti, quindi portano i trasformati, le marmellate. Wanda con i biscotti, ha un piccolissimo biscottificio qua proprio nella valle, e poi c'è anche Paolo Pacello che fa il pane, è un panettiere che appunto coltiva sia i cereali che poi li pianifica lui a pasta madre, e Umberto che porta le verdure insieme a noi. Ad agosto apriamo la vendita poi tutti i giorni, ci interrompiamo solo 2 giorni a settimana per far sì che l'orto possa produrre, quindi non dargli troppa pressione, ecco. Poi siamo aperti tutte le mattine dalle 10 fino all'1. È bello questo fatto, voi giovani che portate avanti la tradizione dell'agricoltura in montagna. Sì, noi siamo tutte persone che sono veramente molto legate al territorio e quindi volevano tornare qui a immaginare la propria vita. Insomma, l'agricoltura dà delle possibilità anche oggi, soprattutto mantenendo un contatto diretto anche con chi poi viene a comprare i nostri prodotti. Grazie a Federico e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle curiosità di Gressonei Saint-Jean.
non potevamo non incontrare Nicola Vichieri, presidente del Centro Culturale Valzer. Allora, innanzitutto presentiamo questa vostra realtà, il Centro Culturale Valzer. Ma sì, il Centro Culturale Valzer dell'Alta Valle del Lys, che comprende i comuni di Gressoney-La Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime, è stato fondato 41 anni fa, nel 1982, proprio per venire incontro a quella che era la necessità della nostra comunità, ovvero la salvaguardia della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della lingua. Che cos'è la cultura Valzer? La cultura Valzer è tutto un mondo, ecco, no? Ha tante sfaccettature, dalle tradizioni centenarie che si sono trasmesse nei secoli, da generazione in generazione, da quando i primi valzer sono arrivati qui nella nostra vallata alla fine del XII secolo, e poi ci sono gli usi, i costumi, ecco, il costume tradizionale che ha anche una grandissima importanza, e poi sicuramente la lingua, il Teach, che è la lingua parlata a Gressoney-La Trinité e a Gressoney-Saint-Jean, e il Teucio, che è la lingua di Issime. Arriva dalla Germania, no? Ma sì, in origine queste popolazioni risiedevano nell'area alemanna, che corrisponde un po' all'attuale Baden-Württemberg, quindi il Bundesland tedesco, sud-ovest della Germania. Durante i secoli queste popolazioni si sono spinte sempre più verso sud, insediandosi dapprima nella zona di Berna, dell'attuale Berna, quindi nella Svizzera centrale, e poi sono scese ancora oltre e si sono insediate nel Vallese, che è il cantone svizzero proprio dietro al Monte Rosa. E da lì anche la parola Valzer, che è una contrazione della parola Walliser, che significa vallesano, ovvero abitante del canton vallese. E nello stemma c'è proprio un cuore, no? Ma sì, il cuore, il nostro stemma simboleggia un po' l'attaccamento alla terra d'origine, e poi le stelle che vediamo all'interno del cuore rappresentano le 10 comunità Valzer in Italia. Il rosso e il bianco sono i colori tipici Valzer, che sono stati ripresi anche dalle altre comunità Valzer sparse in Europa, e poi quella specie di 4 che vediamo in cima al cuore era in origine una lettera dell'alfabeto runico, un alfabeto nordico, col quale si simboleggiava il re Odino ed in seguito il re Mercurio, che erano i protettori dei mercanti. Ed avendo la nostra comunità una grande tradizione mercantile, è stato ripreso questo simbolo proprio per il nostro gonfalone. Questa di Gressoney è un po' un'unicità per i paesi della Val d'Aosta, no? Verso la cultura Valzer. Ma sì, noi siamo un po' una minoranza all'interno di un'altra minoranza nel contesto dello Stato italiano, perché la Valle d'Aosta è conosciuta come una regione anche francofona, quindi bilingue italiano-francese, e all'interno della regione Valle d'Aosta c'è questa comunità Valzer di lingua tedesca. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti: che cos'è Gressoney per lei? Ma è un po' tutto, ecco, è il paese dove sono nato, cresciuto, dove vivo, dove ho la famiglia, quindi sì, è tutto. Vogliamo fare un invito a venire qui sul territorio nella lingua Valzer? Ja, kommen nicht besuchen, werd zufrieden wieder dort sehen. Adesso lo traduciamo però. Ma sì, venite a trovarci, saremo contenti di rivedervi. Grazie al signor Nicola, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Gressoney-Saint-Jean. Il Gressoney-Saint-Jean è un paese che vive tutto l'anno, anche con varie manifestazioni, e quindi andiamole a scoprire con l'assessore al turismo Wanda Bieler. Vediamo un po' quali sono le manifestazioni più importanti nel corso dell'anno. A giugno abbiamo la festa patronale, dove è molto carina e tipica perché ci sono tutte le donne, le persone in costume, e quindi è molto apprezzato dai turisti. Poi a luglio più o meno abbiamo Artemisia, dove il centro del paese diventa un giardino a cielo aperto perché ci sono tantissime bancarelle di fiori tipici gressonari. Abbiamo avuto la Valzer Weg, perché noi abbiamo dei sentieri bellissimi in Valle d'Aosta e qui a Gressoney soprattutto, ed è una gara di trail dove ci sono 3 distanze, 90, 45, 15 km. A Ferragosto c'è la manifestazione delle guide con tutti i volontari, quindi volontari del pronto soccorso, volontari vigili del fuoco, che per noi i volontari sono l'anima, per noi che siamo lontani dalle grandi città e siamo una piccola realtà di paese, insomma. Mi racconti anche un po' della sua vita, perché lei ha partecipato
a 2 Olimpiadi e lei si è allenata su queste piste? Assolutamente sì, io ho fatto 2 Olimpiadi ormai tantissimi anni fa, nel 76 a Innsbruck e nell'80 a Lake Placid. Vengo da Gressoney, quindi sono nata e cresciuta sciisticamente qua. Gressoney comunque è una terra che ha fornito tantissimi campioni e ne siamo orgogliosi, sia di discesa che di sci nordico. Qua a Saint-Jean abbiamo la pista del Weissmatten, che è intitolata a Leonardo David, un ragazzo che è stato sfortunato con un incidente proprio avuto sugli sci. Oggi è una pista apprezzatissima dalle squadre nazionali, infatti le squadre svizzere vengono ad allenarsi molto volentieri qua perché è una pista molto tecnica. E poi abbiamo il comprensorio del Monte Rosa Ski. Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito? Sì, vi invito tutti a venire a Gressoney perché è bella, è storica e siete i benvenuti. Grazie all'assessore al turismo e quindi Gressoney Saint-Jean vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Gressoney Saint-Jean, ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!